Siamo partiti con 9 gradi questa mattina, ora ci sono 15 gradi. Abbiamo già superato Osopo e siamo in direzione Tarcento, Ponte Battarvisio, per andare all'orido dello Slizza. La giornata è freddina ma è spettacolare. Ci sono 2 o 3 nuvolette messe qua e là per sbaglio. Ci vediamo dopo quando arriviamo a destinazione. Se vi piacciono i nostri video mettete un like e iscrivetevi al nostro canale, grazie. How the hell you doing? I've been just fine living life with the new sand in my mind. Ma che bella giornata per viaggiare in moto. Ho già perso 2 dita dal freddo, ma non importa. Ugovica, mancano 10 km. Siamo quasi sull'angolino tra Slovenia, Italia e Austria. Ma io capisco andare piano, ma devono addormentarsi per forza i pistoni? Finalmente siamo arrivati. Ci attendono quei 200 metri di perenne salita. Sì. Minchia che gradini però. Fortunatamente non è tanto in pendenza la discesa. No. La discesa risulta un po' impegnativa e senza calzature adatte si rischia anche di cadere e farsi male, ma alla fine ci si ritrova in una bella spiaggetta dove d'estate si può anche fare il bagno. Ripartiamo dalla spiaggia e costeggiamo tutto il fiume fino a trovare lo sbocco. Incrociando le dita facciamo anche questo ponte. E siamo sul Grand Canyon di Tarvisio. Ehi amici, cliccate sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri video. E senza ucciderci dobbiamo andare giù di qua. Il percorso, come c'era scritto su internet, è semplicissimo, ma sono già morto 2 volte. Ripartiamo però per non fare la stessa strada, andremo verso il lago di Predil e saliremo sulla Sella Nevea per ridiscendere in direzione Tarcento.